Agosto 2020. Sotto il tradizionale solleone, la macchina burocratica delle elezioni regionali e comunali dal 20 al 21 settembre si è messa ufficialmente in moto. In condizioni inedite, oltre al periodo stagionale insolito, aleggia minacciosa la capa della pandemia del coronavirus. Oggi primo giorno utile per depositare le liste ufficiali. Per la circoscrizione di Vicenza, la sede deputata è il Tribunale in via Ettore Gallo. L'aula bunker è il luogo dove è stata istituita un'apposita commissione. Fin dalle prime ore del mattino si sono avvicendati i rappresentanti dei partiti a depositare le candidature ufficiali. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Veneta Autonomia, Lista Zaia Presidente, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle risultano già presenti. Per quest'anno, eccezionalmente, per la pandemia, il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo. Per la presentazione definitiva delle restanti liste c'è tempo fino a domani. Entro mezzogiorno, però, a quell'ora le porte del Tribunale si chiuderanno. Per le comunali in Veneto saranno 41 le amministrazioni che verranno rinnovate o confermate. Sono il 7,3% dell'intera regione. In provincia di Vicenza sono 6 i comuni interessati: Albettone, Cogolo del Cengio, Lonigo, Malo, Posina e Recoaro Terme. Per Lonigo, l'unico comune sopra i 15.000 abitanti, è previsto un eventuale ballottaggio il 4 e il 5 ottobre.